attesa di poter recuperare il match contro l'Isola Caporizzuto, la Reggio Ravagnese vuole riconquistare la vetta solitaria del girone A di eccellenza. Nella settima giornata di campionato la squadra di Mister Misiti fa visita alla Palmese in una delle trasferte più ostiche della stagione. Padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro la Paolana ed alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi alla zona play-out. Allo stadio Giuseppe Lopresti arbitra l'incontro il signor Carmine Pompilio di Rossano, coadiuvato dai signori Foa del Gork di Rossano e Andrea Achille Pallone di Cosenza. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mirko Giacopello passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 8 giri di lancette con Baldè che scappa a Bianchi, atterrato in area di rigore, calcio di rigore e conseguente espulsione per il numero 13. Inizia in discesa la gara per la formazione di Mister Misiti dal dischetto Capitan Cordova, destro perentorio sotto la traversa per il vantaggio amaranto. Al 19esimo Reggio Ravagnese che cerca il raddoppio, Baldè in azione personale va alla conclusione mancina, potente ma non precisa. Giro di boa e la prima frazione di gioco, ancora Reggio Ravagnese è pericolosa, De Leon per Maisano che entra in area di rigore e calcio trovando la respinta di Marino. Al 35esimo la prima vera offensiva però i neroverdi trovano il pari, Romero apre per la Villa, mette dentro un traversone smanacciato da Currà sulla quale si avventa Romano che di testa ristabilisce la parità del punteggio. Tramonta così la prima frazione di gioco al vantaggio di Cordova, ha risposto Romano per i padroni di casa. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Subito un cambio con Gatto che rileva Arcudi, 59esimo, Baldè è incontenibile, in contropiede, sgasa, mette il turbo, lascia sul posto i diretti marcatori, si fa tutto il campo cost to cost, steso al limite da Guerrisi. L'arbitro ammonisce solamente il difensore della Palmese, graziato in questa occasione dalla punizione che ne consegue. Puntoriere pennella per la testa di Cordova che centra la traversa e poi ribadisce in rete per il nuovo vantaggio ospite, addirittura una doppietta per il capitano con salvo Cordova e nuovo vantaggio Reggio Ravagnese che potrebbe chiuderla 8 minuti dopo l'ora di gioco con De Leon che apre per Baldè, mette dentro per lo stesso De Leon che manderebbe anche in rete, ma è tutto fermo in posizione di offside del numero 7. Ancora cambi con Gomez che rileva proprio De Leon, tocca al 74esimo a Verduci rilevare Giulio Pontoriere. 3 minuti più tardi la doccia gelata, corner di Romero per Romano che tutto solo manda in rete. La Palmese, nonostante l'inferiorità numerica, con il cuore e con l'orgoglio riacciuffa il risultato. A 4 dal termine prova l'assalto all'arma bianca la Reggio Ravagnese, ancora con Baldè che serve Gomez, si accentra con il mancino anche deviato, la sfera diventa facile preda dell'ex di giornata Marino. Termina così al Giuseppe Lopresti di Palmi, pari e patta, termina per 2-2. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.